buon giovedì, ci riprovo. Sono all'interno del rifugio perché fuori c'era un vento dell'accidente e la linea era ballerina. Live del 3 gennaio, per garantire ai tantissimi che mi stanno scrivendo. Tu cosa fai? Tu cosa c'entri? No, tu non c'entri. Per garantire ai tanti che mi stanno scrivendo non mollare, che non si molla di un millimetro, che quei poveretti di sindaci, penso a Palermo, a Napoli, a Firenze, a Reggio Calabria, a Pescara, che invece di occuparsi e preoccuparsi dei milioni di italiani in difficoltà per la casa, per il lavoro, per le liste d'attesa negli ospedali, per i reati che si moltiplicano, no. Orlando, De Magistris, Nardella, gli assessori di Milano, di Bologna, si preoccupano di dare documenti e diritti agli immigrati irregolari. È finita la pacchia, dico a questi sindaci che ne risponderanno ai loro cittadini, che gli pagano lo stipendio, ai loro figli, agli italiani che verranno, perché noi abbiamo già dato e accolto fin troppo negli anni passati. E se pensano di intimidire qualcuno, gli dico che hanno trovato il ministro sbagliato e il governo sbagliato. In migliaia mi state scrivendo in queste ore da Napoli, da Palermo, da Bologna, da Roma, da Milano, da Reggio Calabria, da tutta Italia, dicendo Salvini non mollare. Non si molla di un millimetro. No. Tu perché? Tu non puoi... No! Vabbè, scusate le intromissioni, però sono le ultime ore di mezza vacanza e poi domani in Abruzzo, dopodomani in Abruzzo, domenica a Roma, lunedì ancora a Roma, mercoledì in Polonia, quindi si gira e anche durante questi giorni abbiamo studiato, abbiamo lavorato, sono pronte le leggi sulla legittima difesa, sull'autonomia. Io ringrazio chi oggi mi ha ringraziato qua a Bormio ed è bello, incontrare persone. Ho incontrato un papà con i 2 bimbi che mi ha detto se io mi posso permettere 2 o 3 giorni di vacanza quest'anno è grazie alla pace fiscale, perché mi avete ridato ossigeno. Ho incontrato una professionista, una partita IVA che mi ha detto grazie perché l'anno prossimo pagherò meno tasse e avrò meno burocrazia. Ho incontrato una marea di gente che mi ringrazia e ci ringrazia per aver superato e smontato la legge Fornero e vi dico che siamo solo all'inizio. Tu non puoi comparire, sei una minore, poi il telefono azzurro, attenzione, questo lo dedico a Orlando, a De Magistris, un attimo è arrivata la specialità del rifugio, il bombardino, è arrivato il bombardino ipocalorico. Il bombardino, amore mio, è una bevanda analcolica, poi c'è anche un po' di panna, se lo vede il mio medico si arrabbia come una bestia, però dedico un bombardino agli italiani che sono tornati a sorridere, ad avere speranza, ad avere fiducia, ad avere orgoglio e dignità. E quindi, certo, cominciare l'anno con qualche sindaco che dice disubbidisco, vado contro Salvini. Non andate contro Salvini, andate contro l'Italia e gli italiani. Perché se volete dare documenti, residenze, privilegi, assistenze agli immigrati che ne hanno diritto, fate un torto agli italiani e anche ai milioni di immigrati regolari che sono tranquillamente presenti nel nostro paese. Quindi io non solo non mollo di un millimetro, ma vi assicuro che ognuno risponderà di quello che fa e di quello che non fa. Se c'è una legge approvata dal Parlamento, dal Governo e firmata dal Presidente della Repubblica, si rispetta. Si rispetta, è troppo facile applaudire Mattarella quando fa il discorso in televisione a fine anno e 2 giorni dopo sbattersi. No, non applico il decreto sicurezza, do i documenti a chiunque, do i diritti a chiunque. No, avete sbagliato, cari amici. Mirta, va che se ti vedono Renzi e la Boldrini dicono no, usa i minori nei live. Si infila. Comunque CIN, non mollo di un millimetro, è la promessa che faccio ai palermitani, ai napoletani, ai milanesi, ai romani, agli italiani in generale. Anzi, nel 2019 avremo ancora più buonsenso, rigore, le regole si rispettano. È tornato il momento in cui in Italia le regole si rispettano, si rispetta il prossimo, si rispetta chi indossa una divisa, si rispetta la maestra in classe, si rispetta chi fa il proprio lavoro. E se c'è qualche sindaco che non è d'accordo, si dimetta. Dimettiti, Orlando. Vai a fare il sindaco in uno dei paesi da cui arrivano i finti profughi. E anche tu, De Magistris, con tutti i problemi e i casini che ci sono a Napoli, attaccare Salvini e attaccare il decreto sicurezza. Dimettetevi, ragazzi miei. Siamo in democrazia e governano gli italiani.
fatevene una ragione, non governa qualche professorone, qualche intellettualone, qualche giornalista, qualche cantante. Ho visto che J-Ax ha cominciato l'anno prendendosela con me, ma sei un poveretto, ma canta, insomma, suona, fai quello che sai fare e lascia stare il prossimo. Quindi qua io brindo agli italiani perché andremo avanti sulla strada che abbiamo cominciato nel 2018. Qua nel rifugio c'è la gente che mi guarda un po' in maniera un po'... Scusate ragazzi, fuori non c'era linea e quindi devo farla dentro. C'era Cin, alla vostra. Di dove siete? Milano, una tavolata di milanesi. Ma che belli. Salute, alla vostra. Salute. Qua ci sono un po' di valtellinesi, un po' di veronesi, poi giù ho trovato romani, siciliani, di tutto, uniti dalla voglia di fare, concretezza, poche parole, tanti fatti. E quindi mando bacioni, si offendono anche se mando un bacione a Orlando, a De Magistris, a Nardella. Adesso toccherà ai fiorentini parlare, con tutti i problemi che ci sono, una città bella, stupenda, ricca di arte, di storia, di cultura, di lavoro, di futuro come Firenze. Il sindaco ha tempo da perdere attaccando Salvini e dicendo non applico il decreto sicurezza. Ma fate i sindaci, fate il vostro lavoro, occupatevi dei cittadini che vi pagano lo stipendio. Ci sono altre 2 o 3 navi delle ONG che cercano un porto dove scaricare gli esseri umani vittime della tratta e del traffico di esseri umani. No, è finita la pacchia nel 2018 e nel 2019 sarà uguale per scafisti, trafficanti, mafiosi, camorristi, anche perché quei barconi servono a comprare armi e droga e io in Italia non voglio né armi né droga. Mettetevi il cuore in pace, si tiene duro, i sindaci che rispettano la legge ne avranno merito dai loro cittadini, i sindaci che fanno i fenomeni e si dimenticano dei problemi delle periferie di Milano, di Napoli, di Palermo o di Firenze o di Reggio Calabria o di Pescara, ne risponderanno ai loro cittadini. Tutto qua. Io sono un ministro il cui stipendio è pagato dagli italiani e rispondo agli italiani. E fra gli italiani includo i tantissimi immigrati regolari e per bene che sono qua a portare cultura e rispetto, orgogliosi delle proprie tradizioni. Ecco. Intermezzo calcistico che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini è una tristezza, è una schifezza. Io quella partita non la guardo. E dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno? Il calcio, servo del business, delle televisioni, dei milioni degli affari, va a giocare la finale della Supercoppa italiana fra Milan e Juve in un paese islamico dove le donne non vanno allo stadio se non sono portate a manina dagli uomini. Ecco, un futuro simile in Italia per le nostre figlie io non lo voglio. Al vostro paese fate quello che vuole, in Italia no. E quindi un bacione, grazie. Ciao bimbe. Ciao, mi guarda. Ciao. Tu mi hai già visto? Come ti chiami? Non mi ricordo, non mi ricordo. Come ti chiami? Mia, quanti anni hai? 8. Bacione. No, non mi ricordavo, è un mio torto. Comunque, grazie. Qua abbiamo attirato l'attenzione di tutto il chiosco Gallo Cedrone, facciamo pubblicità, abbiamo mangiato leggerino, leggerino, chat, stinco, formaggio alla piastra e bombardino. Sì, chat, stinco, formaggio alla piastra e bombardino. Poi adesso questi polemizzano perché un ministro non può mangiare lo stinco e bere il bombardino. E chi se ne frega? Noi mangiamo e beviamo quello che mangiano tutti gli altri esseri umani normali. Mirta, vuoi salutare? Fai un saluto finale? Ciao. Ciao ragazzi, quindi un bacione ai sindaci che fanno il loro lavoro e sono migliaia e un bacione anche ai sindaci che essendo alla canna del gas, non avendo fatto nulla per i loro cittadini, vogliono aiutare i clandestini. È l'anno della scelta, o con gli italiani o con i clandestini. Io ho scelto e penso che anche voi abbiate scelto.